Rivelto la griglia esterna alla porta d'ingresso nei bagni di servizio. All'interno dei bagni di servizio hanno buttato giù una parete divisoria, da lì hanno segato una cassaforte inutilizzata praticamente. La porta sul retro che dà accesso ai servizi forzata al muro divelto a colpi di piccone, lo stesso usato per mettere fuori uso il quadro elettrico nel timore scattasse qualche allarme. Il colpo finale con il flessibile usato per scassinare la cassaforte trovata vuota dai ladri. La dinamica dell'ennesima spaccata nella Marca, questa volta in un distributore di Castelfranco Veneto in via Circonvallazione Est. Ancora da stimare l'entità dei danni. Hanno fatto danni, 2 o 3 persone sicuramente, uno solo non può fare questo lavoro qua. La chiusura la sera delle ragazze del bar è alle 9 e penso dalle 10:30, 11 in poi. Malviventi che sono andati a colpo sicuro nonostante le telecamere di sicurezza che al momento della spaccata non erano in funzione. Lasciati all'interno dell'ufficio piccone, cacciaviti e scalpello utilizzati per mettere a segno lo scasso. Non sa come commentare la vicenda il titolare dell'esercizio dopo che circa un mese fa, sempre nel bar del distributore, si erano introdotti all'interno dei locali sfondando una vetrata. Non hanno forzato la cassa del bar questa volta, perché la seconda volta in 15 giorni. Sì, l'altra volta sono entrati dall'altra parte. Hanno portato via il gratta e vinci, i liquori. Poco o nulla al bottino anche in questo caso, la cassa forzata dalla quale però non è stato rubato nulla. Ingenti i danni per gli esercizi dovuti al tentativo di furto. Sul fatto indagano i carabinieri di Castelfranco.